caro saluto a tutti voi. Oggi parliamo di una grandissima iniziativa voluta e portata avanti appunto dalla Biblioteca Claudio Augusta. Conoscere il passato raccontato tramite immagini, storie, frutto del lavoro di una vita, quella dell'avvocato Arnaldo Lohner, che ringrazio. Ringrazio soprattutto per aver donato tutta la sua raccolta di immagini, di storie, di bibliografia alla biblioteca, e l'invito appunto è quello di andare a conoscere la nostra storia in biblioteca. C'era un capitano dell'SS conosciuto che vede arrivare un camion di bambini ad Auschwitz diretti alla camera a gas. Questi bambini scendono dall'autocarro e c'è un bambino che ha una mela in mano. Questo è stato raccontato dai testimoni che hanno visto. Lui prende il bambino per le gambe e lo sbatte con la testa contro il muro, lo uccide, poi raccoglie la mela che il bambino aveva lasciato cadere e si mette a mangiare la mela. La Biblioteca Provinciale Claudio Augusta di Bolzano da alcuni anni sta costruendo un fondo molto particolare, un fondo dedicato ai crimini nazisti, alla Shoah, allo sterminio, a tutte le violenze che si sono consumate, ma soprattutto al pensiero che ha portato a maturare una violenza del genere negli anni appunto del regime nazifascista. Abbiamo con noi un grande sostenitore, il principale ideatore di questo fondo e anche materialmente il fondatore, che è l'avvocato Arnaldo Lohner. Arnaldo Lohner è un avvocato bolzanino, del Principe del Foro, l'abbiamo conosciuto anche in altre situazioni molto importanti di cui ti chiediamo di parlarci, e oggi è qui con noi anche perché ha una missione fondamentale nella sua vita, ce l'ha detto prima, e gli chiedo di restituirci anche questo suo pensiero, perché è indissolubilmente legato poi anche con il fondo, con i libri che sta regalando la biblioteca, ma che sta regalando a tutta la cittadinanza. Prego, Arnaldo. Desidero dire che io mi sono dato un compito negli ultimi 20 anni della mia vita. E questo compito è nato con il processo Seifert, quando nell'anno 2000 il sindaco Salghetti mi ha dato l'incarico di rappresentare il comune di Bolzano nel processo che si stava celebrando dinanzi al Tribunale Penale Militare di Verona contro il carnefice del lager di Bolzano, Michael Seifert. Una belva feroce, un uomo che uccideva, torturava, diffondeva morte e sofferenza nel lager di Bolzano. La partecipazione a quel processo mi ha dato una spinta, uno stimolo alla diffusione della storia dello sterminio, della storia del lager di Bolzano, della storia del suo carnefice, ma della storia dello sterminio nazista, delle ideologie fascista e nazista, perché io sono convinto che la memoria è un punto fondamentale, deve essere un punto fondamentale della nostra vita. Bisogna fare una distinzione. Noi abbiamo avuto la memoria vissuta, la memoria di coloro che sono stati torturati, che hanno sofferto, che sono stati deportati nei lager nazisti di sterminio, che ci hanno raccontato le loro vicende umane, che ci hanno raccontato la sofferenza e la morte di migliaia di persone a cui hanno assistito, e noi questa voce dobbiamo purtroppo dire che è finita per ragioni di tempo, perché sono scomparsi. Io nelle scuole dico sempre ai ragazzi, agli studenti, noi abbiamo avuto una importantissima memoria vissuta, quella delle vittime, ma non c'è più. Racconto loro di Maria, io ho interrogato al Tribunale Penale Militare di Verona Maria Teresa Scala, che era una donna della resistenza veneta, prigioniera nel lager di Bolzano. E Maria Teresa Scala ha raccontato ai giudici
di aver visto Seifert, il carnefice del lager, uccidere un ragazzo di 18 anni ficcandogli le dita negli occhi. Maria Teresa Scala è morta 2 anni fa, a 99 anni. E quindi io dico agli studenti, noi non possiamo più avere le voci, però abbiamo le memorie, abbiamo i libri. Una delle ragioni, appunto la ragione fondamentale della mia donazione alla Biblioteca Claudio Augusta di un gruppo di libri sullo sterminio nazista, sulla ideologia nazista e fascista, nasce dalla necessità della memoria. E io vorrei parlarvi un momento di questo fondamentale aspetto della nostra vita. Perché dobbiamo avere il ricordo? Perché dobbiamo avere la memoria? Prima di tutto è un dovere verso le vittime. Il ricordo delle vittime è da parte nostra la necessità di, in qualche modo, di tenerle presenti, di non cancellarle. È un dovere verso le vittime, ma poi è ancora un dovere verso noi stessi. Noi, conoscendo lo sterminio nazista, conoscendo le ideologie fascista e nazista, noi apprendiamo, accresciamo la nostra maturità, sappiamo di più, sappiamo di meglio, conosciamo, e quindi è un dovere verso noi stessi. Ma c'è un terzo aspetto che oggi diventa fondamentale, è quello della memoria come difesa. Noi stiamo assistendo a un crescente fenomeno, purtroppo, non solo di negazionismo, di chi nega la storia, di chi vuole cancellare e rimuovere la storia, di chi dice che le camere a gas non esistevano o, se c'erano, servivano a disinfettare i vestiti dei prigionieri, ad uccidere i pidocchi. Questo negazionismo non è soltanto un tentativo di rimozione degli eventi della nostra vita, ma è anche un tentativo di ripristino di ideologie, quella fascista e quella nazista, che sono state terribili, che hanno causato milioni di morti, che hanno causato danni giganteschi. Noi vediamo alzarsi le braccia nel saluto romano. Io ho visto spesso, credo l'abbiamo visto tutti, in televisione, raduni di giovani, purtroppo, anche di molti giovani, che vogliono far risorgere l'ideologia fascista e che fanno il saluto romano, oppure fanno il saluto nazista. Noi dobbiamo difenderci, noi dobbiamo combattere, dobbiamo lottare, dobbiamo respingere. Quando nelle scuole io parlo anche del fenomeno negazionista, io faccio una cosa molto semplice. Prendo un libro, che è anche nei libri della biblioteca, prendo le memorie del comandante di Auschwitz, Rudolf Hess. Rudolf Hess, che aveva comandato per alcuni anni il campo di sterminio enorme, gigantesco di Auschwitz-Birkenau, è stato dagli americani consegnato ai polacchi, che lo hanno processato, e ha trascorso 6 mesi nel carcere in Polonia in attesa del processo, e in quei 6 mesi ha scritto un suo diario, ha scritto un documento in cui cerca in qualche modo di difendersi. E Rudolf Hess, comandante di Auschwitz, scrive che lui era a disagio davanti alle camere a gas quando vedeva le madri cercare di nascondere i neonati sotto dei vestiti, sotto delle stoffe, per cercare di non farli entrare nella camera a gas. Racconta Rudolf Hess che una madre gli ha detto: ma tu come fai ad ammazzare questi miei 4 figli? E questo è il comandante di Auschwitz che ce lo racconta, in un tentativo ovviamente impossibile ma riuscito di difesa. Tende a descrivere un certo suo stato di disagio. Comunque è stato condannato a morte ed impiccato nel cortile di Auschwitz vicino alla scritta Arbeit macht frei. Ma voglio dire, lo sterminio nazista ha delle prove inconfutabili e incontestabili, che non sono soltanto le memorie dei sopravvissuti e gli studi degli storici, ma sono anche
le dichiarazioni, le confessioni dei criminali. Io ricordo che uno dei vertici del nazismo, Frank, il governatore della Polonia e di una parte del territorio russo al periodo nazista, ha detto a Norimberga, nel processo in cui è stato giudicato e poi condannato a morte ed impiccato, non basteranno 1000 anni per cancellare quello che la Germania ha fatto. E questo l'ha detto uno dei vertici del nazismo. Quindi la storia c'è, la storia è dimostrata, ma deve essere conosciuta. Io dico ai giovani, voi dovete ricordare, voi dovete essere dei trasmettitori della memoria, ma si può ricordare quello che non si sa? No, bisogna fare un'operazione di conoscenza, di comunicazione, perché il ricordo implica necessariamente la conoscenza. Noi non possiamo, chiaro che nelle scuole, negli studi si studia sempre la storia dell'uomo e la storia dell'uomo è ricca di tremende vicende sanguinose. Ricordo che il filosofo Hegel ha detto la storia dell'umanità gronda sangue e non c'era stato ancora Hitler e i suoi compagni. È vero, la storia dell'umanità gronda sangue, ma non è mai accaduto nulla di paragonabile e equiparabile allo sterminio dei lager nazisti. Non c'è mai stata la morte degli indifesi, donne, bambini, neonati, programmata scientificamente in quelle che Hannah Arendt ha definito le fabbriche di cadaveri, dove la morte veniva cagionata in maniera industriale, venivano uccise ogni giorno migliaia e migliaia di persone, secondo un'organizzazione, secondo un meccanismo di incanalamento verso la morte, verso la fine di un intero popolo e non solo del popolo ebraico. Non dobbiamo dimenticare che tra le vittime migliaia e migliaia ci sono gli zingari, gli omosessuali, gli oppositori politici. Le vittime del nazismo naturalmente non sono soltanto il popolo ebraico che ha pagato il maggiore contributo con 6 milioni di morti, ma le vittime appartengono a popoli e a categorie diverse, sono numerosissime e allora bisogna difendersi, bisogna lottare. Il valore della memoria sta quindi in questi 3 elementi essenziali che io ho cercato di delineare: dovere verso le vittime, arricchimento della nostra conoscenza, un sapere che ci rende più consapevoli, ci rende più maturi e una difesa contro il risorgere di queste ideologie da cancellare, di queste terribili ideologie.